Allora, io prima, da 20 anni a questa parte, ho fatto tutte le lotte possibili e immaginabili, basta che guardiate i filmati, Gettiamo le basi con me, tra l'altro Pizianti quando ha fatto Piccola Pesca, per cui non si può riandare indietro, per non parlare di Bustiano e Angelo Cremone che hanno sempre lottato con me e anche gli altri. Ma tutte le nostre lotte non sono servite, non serviranno a niente, sapete perché? Proprio perché quello che stava dicendo Claudio Zunchedu, noi siamo delle pecore al macello, c'è una strategia di fondo che ha preso la Sardegna come la base da cui devono partire tutte le guerre. Allora la cosa più tremenda di questa storia è che anche i soldati, cioè anche la gente che sta lì dentro, anzi loro si sono proprio ammalati e sono morti, perché sono loro che hanno toccato con le mani l'uranio impoverito e che è successa la cosa peggiore. Ma la cosa più tragica è che hanno ridotto un paese come Teulada e altri paesi a essere dei miseri che vanno elemosinando i 4 soldi che questi concedono a poche persone disgraziate o disperate che fanno, ha capito, le parti di questo esercito che, come diceva Claudia e altri, non è che stanno distruggendo la nostra terra, stanno distruggendo la terra intera, perché sappiate che la guerra in Iraq, prima di farla in Iraq, l'hanno fatta qua, e siccome io abito lì nel mare alle Rocce Rosse, ho visto tutti i conflitti di guerra, dopo 3 giorni che avevano provato il fosforo bianco dal cielo, dalla terra, avevano incendiato Capo Teulada, noi abbiamo chiamato protezione civile, esercito, tutti, non è venuto nessuno. Io da allora sono non malata, malatissima. Abbiamo sepolto centinaia di migliaia di persone a Teulada, morte tutte per causa della leucemia, del linfoma non Hodgkin, del cancro. Il nostro sistema immunitario è partito. Io sono da mesi che Angelo mi chiama e non sono riuscita a venire perché ho avuto anche degli attacchi cardiaci. Allora, a questo punto io so da sempre che si vendono il nostro poligono a tutto il mondo per fare esercitazioni mostruose, provare tutte le bombe più possibili e immaginabili, e poi ci sono i camion che trasportano le scorie con la scritta di la cosa di morte del nucleare, ma non ho mai capito bene se le trasportano da quando le hanno usate qui o se le portano dentro, insomma. Allora loro ridono di noi. Perché ridono di noi? Perché sanno che finché noi faremo una passeggiatina per le strade di Cagliari, per le strade di tutta la Sardegna, non servirà a niente. Ci vogliono sardi, di quelli che sapevano combattere, donne combattenti, che decidiamo in 3.000 e in 4.000 di occupare la base e mandarli via, perché se no non se ne andranno mai, mai. E i soldati non possono combattere per questo. Purtroppo in questa storia c'è la nostra terra,